Per Rai TV siamo qui alla scuderia Equipolis Tiziana, siamo all'ultimo giorno alla fine del CVI pasquale a Fossalta di Portogruaro. Abbiamo con noi il referente del volteggio della FISE nazionale, signora Vanessa Ferluga. Due battute al volo, siamo alla fine di un CVI che è forse il più importante che c'è in Italia. Sei venuta, ci diamo del tu, Vanessa, a fare le premiazioni, a vedere come si sono svolte le gare, un'impressione sul CVI e poi qualche altra parola sullo stato del volteggio, come l'hai visto qui in Italia. Il CVI pasquale dell'Equipolis Tiziana è ormai uno dei più importanti d'Europa, oltre che d'Italia. C'è un numero di partenti ogni anno sempre più elevato, anche quest'anno avevamo più di 230-240 volteggiatori. Sono tutti contenti di venire qua, quest'anno siamo stati anche graziati dal tempo e fare una settimana di gara e di pseudo vacanza in Italia a Pasqua è una cosa che piace a tutti, specialmente agli stranieri che vengono sempre volentieri. L'organizzazione ormai collaudatissima dello staff del maestro Favero è sempre impeccabile, tutti sono stati contenti dell'organizzazione, lo staff giudicante ha lavorato molto bene, la presidente Gabi Benz ormai è da anni che si occupa di questa manifestazione e sa ormai controllare, gestire tutto al meglio. Devo dire che tutto è filato liscio alla grande, i cavalli tutti si sono presentati molto bene, c'era un altissimo livello di cavalli stranieri ma anche italiani. I volteggiatori italiani hanno ben figurato, c'è stato quest'anno un po' di cambio generazionale, dei nuovi atleti che si sono avvicinati per la prima volta a livello internazionale nelle categorie più piccole e quindi speriamo che questo sia un buon internazionale per farli crescere, per farli partire magari quest'anno già ai campionati europei e mondiali e sicuramente avere un numero più numeroso di ragazzi italiani l'anno prossimo. Quindi come Equipolis Tiziana siamo soddisfatti del fatto che questo sia stato e sia anche quest'anno un trampolino di lancio per dei nuovi atleti, per una disciplina che è quella del volteggio che è in continua crescita. Come diceva Vanessa, sì, sono venuti dall'estero 7 le nazioni che si sono presentate per questo CVI, però una buona rappresentanza anche per l'Italia, quindi la FISE può star contenta di questo CVI. Senz'altro, quest'anno c'è stata anche una concomitanza di date non da poco, perché avevamo in Francia in concomitanza a questo concorso un internazionale a Saumur che aveva anche la finale della Coppa del Mondo, della World Cup, dove c'erano anche degli italiani partenti. Il nostro portabandiera era Lorenzo Lupacchini, che è andato benissimo, però il gruppo che segue Lorenzo Lupacchini ha gareggiato lì invece di gareggiare in Italia e qualche altro volteggiatore ha gareggiato lì invece che qua, quindi è stata un po' questa concomitanza di date che di solito non c'era. Speriamo che l'anno prossimo si possa organizzare le 2 manifestazioni autonome, così sarà più comodo per tutti quanti. Gli italiani potranno tutti partecipare in massa a questo che è il nostro concorso più importante e potremo con calma partecipare alla nostra finale di World Cup come abbiamo sempre fatto. Quindi per Rai TV grazie a Vanessa Ferluga e arrivederci.